Presidente, all'indomani della dichiarazione del Premier Conte, lei che cosa vuole dire ai Veneti? Ma dico ai Veneti che gli indicatori che abbiamo oggi rispetto all'emergenza sono indicatori positivi, cioè se ne sta pian piano uscendo da questa vicenda. Ovviamente non bisogna abbassare la guardia, non bisogna assolutamente pensare che tutto si sia concluso e programmare e pensare che il futuro per noi sarà un futuro di regole che andranno sempre più a calare, scemando, ma che comunque ce l'avremo. Pensi solo all'uso della mascherina. Noi ne abbiamo fatte distribuire 8 milioni e mezzo gratuitamente, cercheremo ancora di incentivare questo perché non se ne trovano, però la preghiera è per i cittadini, per la loro sicurezza e quella degli altri, è quella di utilizzare o la mascherina oppure qualcosa che copra naso e bocca in mancanza di una mascherina, ma è fondamentale per non diffondere il contagio. Ecco, per le prossime settimane che cosa ci si dovrà aspettare? Dopo il 3 ci si potrà muovere, si potrà tornare gradualmente a una normalità? Ma guardi, il Premier Conte ha firmato questo nuovo DPCM, no? Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Però pensare di dire ai cittadini che siamo ancora in un lockdown, no? Come si dice, che una chiusura totale non è vero, non c'è in Veneto e non c'è soprattutto alla luce di un DPCM che prevede l'apertura delle miriade di attività. Pensi che si riapriranno tutti i cantieri navali, tanto per dire, si riapriranno un sacco di aziende e anche molti punti vendita. Penso che il tema è un tema da affrontare e soprattutto di pregare i cittadini di osservare assolutamente le regole basilari, che non serve neanche più scriverle, no, nelle ordinanze. Usa una mascherina se va in pubblico, cerca di capire che il virus c'è e finché non avremo un vaccino, finché non ci sarà un'immunità della popolazione, il virus potrà fare ancora danni. Non è che il virus adesso va in pensione o va in vacanza e torna a novembre. Se trova il substrato giusto, trova il cittadino giusto da colonizzare, va a contagiare magari un cittadino magari che è un cronico, magari un cittadino che è un anziano con più patologie, magari da un bimbo immunodepresso o da un paziente oncologico. Allora, quindi capite che proteggiamo la nostra salute, ma dobbiamo proteggere anche quella di quelli più deboli, delle persone più deboli, che hanno diritto a non ammalarsi. Ecco, noi abbiamo iniziato a vederci qui proprio all'indomani del primo caso a Vo. Si è aperta qui l'unità di crisi nella sede della Protezione Civile a Marghera. Si sarebbe aspettato di arrivare così ad oggi? Le proiezioni purtroppo le avevamo in mano, nel senso che già i primi giorni avevamo già dei modelli matematici. Che i modelli matematici ovviamente si taravano giorno dopo giorno sempre di più, perché in base ai contagiati, in base ai ricoverati, in base alle terapie intensive, il modello si affina sempre di più. Lo dico perché qualcuno potrebbe pensare di dire ma se avevi il modello ce l'avevi anche un mese prima e quindi sapevi già tutto. No, dal primo giorno si inizia a costruire il modello che ti dà una proiezione, questo è il sistema degli algoritmi, di tutte le proiezioni che abbiamo. E avevamo un modello matematico che si affinava sempre più penso la prima settimana, 10 giorni, che era terribile. Oggi lo possiamo dire, noi avevamo a metà marzo una proiezione di 600, adesso non ricordo le date, ma di oltre 600 persone Covid, quindi coronavirus, in terapia intensiva. Considerate che il Veneto ne ha di base 494 terapie intensive, le avevamo portate a 8,25 da 4,94, ma se voi pensate di averne 600, qualcuno dice vabbè, ma ne mancano 2,25? No, perché oltre ai pazienti coronavirus sono tutti gli altri pazienti che in Veneto vengono curati e hanno bisogno di terapia intensiva. Siamo riusciti a fare un bel piano, a fare anche delle scelte dure. Io ho chiuso molti ospedali per dedicarli al coronavirus, ma nel frattempo abbiamo anche curato ogni giorno circa 9.000 pazienti che non erano coronavirus. Ecco, lei parla di scelte dure, alcune non sono state affatto facili, nel momento in cui ha preso determinate decisioni c'era anche la possibilità di ricevere delle critiche, ma lei ha deciso comunque di andare avanti per la sua strada, oggi può dire di essere soddisfatto? Ma assolutamente sì, guardi, ho fatto le scelte secondo coscienza e non secondo la piazza. Senta, io ho chiuso il Carnevale di Venezia. Non avrei mai pensato di fare un'ordinanza per chiudere il Carnevale di Venezia.
abbiamo chiuso le scuole, perché all'inizio abbiamo fatto un'ordinanza per le scuole, insomma abbiamo fatto un sacco di attività. E poi però qualche cittadino magari all'inizio non ha capito, poi quando si è vista la morte vicino alla porta di casa tutti hanno capito che questa è una partita seria, ma è comprensibile che sia così. Guardi, non è che un governatore si diverte a chiudere degli ospedali, io ho chiuso l'ospedale di Schiavonia, di Sant'Orso, di Vittorio Veneto, di Dolo, di Trecenta, di Villafranca, di San Camillo e Villa Salus. E qualcuno potrebbe dire perché? Per fare un piano in maniera tale da avere dei blocchi per il coronavirus, e poi ci è andata bene, ma potevamo veramente riempirli del tutto questi ospedali, comunque ci sono serviti, e gli altri ovviamente salvaguardarli per la cura ordinaria dei cittadini, 9.000 cittadini al giorno ricoverati, non coronavirus. Però anche è sempre detto, guardate che durerà qualche mese questa partita e i vostri ospedali torneranno come prima e più di prima. Abbiamo chiesto un sacrificio ai cittadini di quei territori, certo che l'abbiamo chiesto, però io sono chiamato a tutelare la salute di tutti e non posso accettare che ci sia qualcuno che pensi che si fanno queste chiusure, queste ordinanze perché il Presidente della Regione è sadico, un dittatore o altra minestra del genere, che qualcuno, ma bisogna cercarli con la torcia elettrica di notte perché non si sa neanche dove siano, magari sostiene. Quindi le cose si fanno perché debbono essere fatte. Io penso che un amministratore che dà sempre ragione alla piazza è un amministratore che alla fine fa guai e combina guai. Ecco, lei si è trovato a dover fronteggiare purtroppo, anche se non ha voluto dare adito, alcune polemiche, in primis quelle che sono arrivate dopo le mascherine. Ma guardi, di polemiche se ne sono fatte tante, poi sarà la storia a giudicare chi ha fatto bene e chi ha fatto male. Non è una colpa aver trovato uno sponsor, Franceschi, Grafica Veneta, ed essere riuscito giorno dopo giorno a farsi donare, noi non abbiamo pagato un centesimo, 8 milioni e mezzo di mascherine, comunque le abbiamo distribuite. Guardi, qualcuno fa polemica, ma chi le ha ricevute ringrazia. E sono mascherine assolutamente serie, sono un dispositivo di protezione che non ha bisogno di tutorial per dire ma questa non è così, ma questa... Cioè, a Cavaldonato non si guarda in bocca, non la vuoi portare, dalla al tuo vicino di casa che magari ne farà buon uso. Io la vedo così. Cioè, non possiamo continuare ad essere il paese che ogni cosa che si fa e c'è sempre il retro pensiero. Zai ha fatto il patrimonio dell'umanità del Prosecco, vuol dire che i campi con il Prosecco, io non ce n'ho, non ho neanche un metro quadro. Allora, vuol dire che non si deve misurare gli altri col proprio metro. Se tu sei un disonesto e per principio ogni roba che fai la fai per guadagnarsi, non puoi pensare che tutti quelli che sono in giro facciano le attività, facciano le loro donazioni perché ci debbano guadagnare, perché sennò non esisterebbe neanche più il volontariato. Ecco, la gestione della sanità in tutte queste settimane porta automaticamente a pensare a un tema molto caro alla nostra regione, ai Veneti, ovvero quello dell'autonomia. Quando questa emergenza sarà, insomma, si potrà dire in qualche modo conclusa o comunque arginata, o avremo imparato a conviverci, si ritornerà ad affrontare l'argomento con una forza in più. Ma guardi, mi lasci dire una cosa. Lo stress test noi per la sanità l'abbiamo avuto. Quante volte ho detto ai veneti, vedrete, lo dicevo qualcuno che si lamentava, no? Vedrete che quando toccherà ad avere una sanità buona capirete cosa c'è in Veneto. Le faccio un esempio, perché giustamente si parla degli operatori che sono i nostri veri eroi, però ogni tanto magari varrebbe la pena di anche ricordare la regione e le scelte che ha fatto. Noi siamo stati i primi ad averci inventato l'azienda zero. Quindi nella tragedia noi non avevamo 11 ULSS che compravano mascherine, guanti, calzari, camici e respiratori, avevamo un'azienda unica perché noi siamo già organizzati così. Immagina la velocità, noi siamo tra i pochi che sono riusciti a comprare 50 respiratori da terapia invasiva in Svizzera, ma perché noi abbiamo un blocco di acquisto che è una macchina da guerra. Siamo stati i primi in Italia ad avere la ricetta dematerializzata. Cosa significa? Vuol dire che nel coronavirus il medico ti sentiva al telefono, e ipotesi tu non avevi, il paziente non aveva un problema di coronavirus, aveva un problema che so, di mal di denti, il medico diceva prenditi questi farmaci e non dovevi e non devi in Veneto, come in altre regioni, andare dal medico, prenderti la ricetta, andare in farmacia, prenderti i farmaci. Ma in Veneto la ricetta dematerializzata te la trovi già
sul banco della farmacia perché arriva in via digitale. Queste sono delle grandi rivoluzioni che noi abbiamo fatto. Siamo la regione che per prima ha istituito le terapie intensive in ogni provincia, altro aspetto che ci ha servito per il coronavirus. Ovviamente tutto questo per dire cosa? Per dire insomma che c'è una programmazione dietro. È una sanità che nonostante abbiamo tentato di denigrarci mesi fa, ha gestito tutto con il pubblico, perché non esiste la sanità privata e il Veneto che ha consegnato ai privati. L'abbiamo dimostrato al coronavirus, me lo lasci dire. Purtroppo abbiamo dovuto dimostrarlo al coronavirus. Il 5% delle terapie intensive in Veneto è in mano ai privati, il 95% in mano al pubblico. Questa è la dimostrazione che non abbiamo dato nulla al pubblico. Presidente, il Veneto negli ultimi tempi è stato davvero, si potrebbe dire, sfortunato, prima a livello di maltempo abbiamo avuto la tempesta Vaia, lo scorso novembre questa grande acqua alta a Venezia, ma poi anche le montagne nuovamente colpite, ora il coronavirus, eppure nonostante tutto si va avanti, non si perdono le speranze. Ma mai molar, no? Come si dice in Veneto. Penso che noi le abbiamo passate tutte, io sono commissario per 5 o 6 commissariamenti, cioè, ho fatto l'alluvione 2010, 1040 famiglie e imprese alluvionate, 235 comuni, ho fatto il terremoto, ho fatto la tromba d'aria di Dolo, cioè vorrei ricordare la Riviera del Brenta con la tromba d'aria, ha avuto addirittura una villa veneta rasa al suolo e tutte le partite, le diverse partite di alluvioni più o meno grandi che fossero, il tema di Vaia, 100.000 ettari di bosco rasi al suolo, il tema dell'acqua alta ultimo come lei ricordava e poi questo. Allora io dico che dopo la pioggia viene sereno, adesso ci aspetta solo bel tempo, io spero che sia finita qui, abbiamo chiuso i nostri 7 anni di vacche magre, li abbiamo fatti, adesso speriamo che ci vengano quelli di vacche grasse, come si dice, no? Nel senso che penso che non andremo avanti all'infinito con tutte queste tragedie e da coronavirus ne verremo sicuramente fuori. Queste ultime settimane lei personalmente come le ha vissute? Perché non è solamente il Presidente della Regione, ma è anche una persona, quindi sarà stato difficile anche da quel punto di vista. Ma guardi, le dico la verità, roba personale, che se riuscissi a dormire di più le avrei vissute meglio. E poi è qui, le ho vissute qui, siamo dove sto facendo l'intervista a Marghera, al centro della protezione civile, dove abbiamo l'unità di crisi, e come faccio sempre io, ma da sempre, anche prima di venire in regione, ma anche nelle altre attività che ho fatto, sempre quando c'è il problema è grande, io sono sempre convinto che il capo, l'amministratore delegato dell'azienda o il presidente di un'istituzione deve scendere in campo, cioè non esiste che fai la telefonata a fine giornata e come è andata oggi, cioè, io sono qui da ormai quasi 2 mesi e tutti i giorni la mia vita è normalissima, cioè, mi sveglio alle 5, 5 e mezza, poi parto, arrivo qui alle 7 e mezza, 8 e sto qua e a sera torno a casa, alle 11 vado a letto, non dormo e dopo riparte la storia delle 5 e mezza del mattino. Presidente, secondo lei possiamo dire ai veneti che potranno andare in vacanza? Ma sì, ma i veneti faranno tutto quello che facevano prima e meglio di prima. Soprattutto usciamo da questa tragedia anche secondo me con una scala valoriale cambiata. E abbiamo anche apprezzato le piccole cose, pensi solo alla stretta di mano, oggi non ci diamo più una stretta di mano, e quante volte l'abbiamo data la stretta di mano senza pensarci che davamo una stretta di mano? La libertà, l'aria all'aperto da respirare, l'acqua, cioè, ci sono molti aspetti che oggi noi valorizziamo ancora di più, lo stare ad esempio in compagnia con gli amici, le relazioni tra le persone, quante persone conoscevano il vicino di casa dello stesso pianerottolo nel condominio? Pochi. Oggi sono sicuro che si sono riconosciuti tutti. Direi che la tragedia è immane, però qualcosa ci lascerà anche di positivo, nel senso sotto il profilo sociale e comportamentale. Ecco, proprio di ieri la notizia è che il gruppo Media Nord-Est ha raggiunto insomma, il primo posto in Italia come record di ascolti tra le TV locali. Beh, guardi, glielo dico con un sorriso, sono veramente felice e le spiego anche perché. Perché noi siamo una comunità che chiede l'autonomia. L'autonomia è data da un popolo e se un popolo si riconosce il punto tale che fa diventare la televisione del Veneto la prima televisione italiana, vuol dire che il successo c'è. E dall'altro faccio i miei complimenti all'editore, all'ingegner Iannakopoulos e al dottore Filippo Iannakopoulos,
per quello che hanno fatto, perché io non posso non ricordare, come tutti i veneti, che sono partiti da un appartamentino, e pensare che oggi la prima televisione in Italia tra le private è la nostra televisione Antena 3 in Veneto, Antena 3 Rete Veneta, insomma il network che conosciamo, ci fa ben sperare, e spero che questo sia anche un merito che debba essere condiviso e un successo con tutti i veneti, perché poi ho visto i numeri che mi avete comunicato, i numeri sono numeri elevatissimi, e quindi vuol dire che abbiamo una televisione che ha fatto informazione, che ha fatto informazione civica, protezione civile, e questo penso che sia un premio meritatissimo, perché poi l'investimento di fare le dirette durante le tragedie, e voi siete sempre stati presenti con Vaia, con la partita dell'alluvione, io posso solo ricordare questo. Se un giorno qualcuno mi chiedesse di parlare di voi, penserei proprio a questo, al fatto che quando c'è un problema in Veneto voi ci siete. Un saluto a tutti, anche quest'anno siamo arrivati a Pasqua, e ovviamente non sarà una Pasqua ricordata per le scampagnate, per i pranzi in famiglia, per la spensieratezza. Purtroppo la Pasqua del coronavirus sarà ricordata storicamente, questa Pasqua e anche questo periodo, questo anno, il 2020, come l'anno della grande pandemia. Il mio pensiero in questo momento non può che andare a tutti coloro che hanno perso la vita, e sono tanti, sono oltre 800 in questo momento le persone che hanno perso la vita in Veneto, e ovviamente alle loro famiglie. E in un momento come questo mi sento di ringraziare veramente coloro che combattono in prima linea, che hanno combattuto, combattono e combatteranno in prima linea, che sono i nostri medici ospedalieri, i medici di base, ma sono tutti gli infermieri, gli operatori sociosanitari, gli amministrativi, coloro che si occupano della sanificazione e delle pulizie dei nostri ospedali, ma anche tutti i volontari. Quanti volontari si sono messi a disposizione? Centinaia, migliaia di volontari che fanno parte di questa grande squadra che vuole portare fuori da questa tragedia ovviamente tutto il popolo veneto. In questo contesto vanno ricordati anche i grandi sacrifici che sono stati fatti, sono i sacrifici che fanno i cittadini. So che vi ho chiesto di fare sacrifici a volte anche importanti, perché settimane di restrizioni, di stare in casa, non è una cosa facile, non è una cosa che nessuno avrebbe mai pianificato nella propria vita, non mai avremmo pensato di dover stare chiusi in casa, di non poter assolutamente più frequentare i nostri amici, le nostre famiglie, le persone care. E quindi grazie a tutti i veneti per il sacrificio che hanno fatto. E un ringraziamento particolare lo voglio fare ai ragazzi, anche perché voglio ricordare che essere giovani significa, penso ai tanti adolescenti, significa ovviamente spensieratezza, significa uscire, significa incontrare i propri coetanei. Ecco, bene, i ragazzi non hanno solo rinunciato a questo, ma hanno dato una grande prova di sensibilità e anche di responsabilità, e penso che questo debba essere sottolineato. Io la voglio ricordare ovviamente questa tragedia anche come la tragedia della grande responsabilità dei cittadini, in particolar modo dei giovani, i giovani che hanno sacrificato ancora più degli altri la loro vita, il loro tempo libero, la loro voglia di uscire. Quindi grazie veramente di cuore a tutti i cittadini, in particolar modo ai giovani. In questo contesto ovviamente abbiamo anche l'occasione di ricordare che grazie alle restrizioni e alla grande civiltà che hanno dimostrato i veneti, oggi possiamo dire che questo grande lavoro ha dato come beneficio, come risultato, l'attenuazione della tensione nei nostri ospedali, possiamo dire che sono diminuite le presenze nelle terapie intensive, e soprattutto un indicatore: stanno aumentando i dimessi e stanno diminuendo i ricoveri. Vuol dire che quel dato importante, dimessi e ricoveri, oggi sappiamo che sono più le persone che vengono dimesse dall'ospedale da quelle che vengono ricoverate. E in tutto questo contesto ci si muove ancora con attenzione. La mia preghiera è di seguire ancora le indicazioni che ci saranno, pian piano avremo sempre meno indicazioni, però è pur vero che il virus c'è e dobbiamo essere molto attenti, soprattutto anche per salvaguardare la salute di coloro, e questo è il grande atto di responsabilità, di coloro che non hanno una salute proprio perfetta, e penso alle persone anziane che magari hanno salute cagionevole causata anche da un quadro clinico complicato, penso
ai pazienti oncologici, penso ai bimbi che magari sono immunodepressi, insomma tutte queste categorie di cittadini che debbono avere assolutamente il nostro aiuto, altrimenti se il virus riuscisse a contagiarli ovviamente il quadro clinico si complicherebbe molto di più. E ringrazio veramente di cuore tutti voi e ringrazio anche coloro che hanno fatto le donazioni. Sono oltre 30.000 persone in Veneto che hanno donato qualcosa, dall'euro ai milioni di euro, e penso che io in questo momento voglio ringraziare ognuno di voi, ognuno dei veneti che ha donato qualcosa, anche perché queste donazioni noi le dedichiamo ovviamente ai grandi investimenti che abbiamo fatto per la sanità. Abbiamo speso ormai quasi 100 milioni di euro per questa tragedia, comprando attrezzature, respiratori, abbiamo 825 terapie intensive messe in piedi in fretta e furia, abbiamo comprato 24 milioni e mezzo di mascherine per la protezione dei nostri operatori e molti altri investimenti grazie anche alle donazioni che sono state fatte. Quindi grazie ancora per le donazioni, e se qualcuno ritenesse ancora di darci una mano sappia che siamo ancora in piena emergenza, e quindi ogni segnale di donazione da piccolissimo a grandissimo è assolutamente ben gradito, e quindi non finirò mai di ringraziarvi per tutto questo. Peraltro sulle donazioni è bene ricordare che molti cittadini hanno anche donato materiali, molti hanno donato derrate alimentari per i nostri operatori sanitari, penso a vino, colombe pasquali, uova di Pasqua, ma anche le grandi donazioni che sono avvenute ad esempio dal mondo del turismo, i 1000 pacchetti turistici di una settimana per i nostri operatori sanitari e molto altro ancora. Non posso non ricordare ad esempio molti imprenditori che hanno deciso di acquistare blocchi di terapia intensiva, respiratori e altro materiale. Insomma, una chiamata di popolo che come al solito in Veneto si fa alla grande, dimostrando che la solidarietà qui è di casa. Non a caso una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato. Infine chiudo ovviamente con questi ringraziamenti con i miei auguri pasquali. Spero che questa Pasqua per quanto possibile possa essere trascorsa quantomeno con un minimo di serenità, nonostante tutto quello che sta accadendo attorno a noi. Come dico sempre io, solo i pessimisti non fanno fortuna, anche questa tragedia se ne andrà. E possiamo dire che abbiamo fatto l'impossibile, faremo ancora l'impossibile per fare in modo di curare al meglio tutti i veneti. Il nostro sistema sanitario ha dimostrato assolutamente di reggere bene, il nostro sistema sanitario ha gestito tutta questa tragedia nell'ambito del pubblico, quindi con i nostri 68 ospedali, con tutto quello che sono i nostri uomini e donne della sanità, e per cui io penso che non sarà una grande Pasqua, questo è certo, però dobbiamo guardare al futuro con positività. Dopo la pioggia viene sempre il sereno, per cui auguro a tutti veramente una buona Pasqua e una buona Pasquetta.